Ciao a tutti! Oggi siamo nella zona di Forgare del Friuli e stiamo per esplorare una zona abbastanza sconosciuta, però molto affascinante, dove troveremo un sacco di cascate, di piccoli torrentini e la nostra destinazione sarà Manazzons. Simo, Monte di Ragogna? Là, Ottimo! Tagliamento? laggiù, in mezzo, E dove inizia la Valarzino? là. Stupenda! Sono stata promossa? Stavolta sì, alla Ho grande. studiato. Simo, prima parte in leggera salita, non tanta. La bambina mi tira via il bandana, piccolina può fare tutto. Cosa ti ha colpito di questo primo pezzo? Beh, una cosa abbastanza insolita è trovare praticamente camminare in mezzo al pungitopo, a queste sterpaglie di pungitopo e insomma fa un certo effetto con qualche bacca rossa qua e là. È carino, dai. Comunque un percorso molto, anche se un po' in salita, comunque molto ben battuto e ben tracciato. Cucù! Normalmente non farò. Oh, cammina così perché ha male al piede, non perché il sentiero è difficile, perché è un bellissimo tratto con la scalinata. No, non vorremmo mai dare informazioni sbagliate, no, è facilissimo, infatti adesso scendo io con la bambina con lo zaino, è che la Simo ha un piede malconcio. Stella, è un cartello che non ha messo il comune, no? Che dice? Non credo, di non gettare, questa non è una discarica né un luogo dove gettare animali morti. È il verso, non è un orso che abbiamo dietro, ma la piccola Maddie. E adesso Che ogni tanto si fa sentire, no? Adesso noi continuiamo per questa strada, traffico Esatto, zero. traffico zero, molto bella, asfaltata, e continuiamo nella nostra bellissima passeggiata. Sì, non ho più bandana perché la bambina ha deciso che non devo averlo. Prima cascata, Eccola giù, adesso ve la mostro. Guardate che acqua. color smeraldo. Maddalena, hai visto che belle queste cascatelle e questi torrenti? Questo è il Rio Pontaiba, lo sapevi? E glielo mostriamo. Eccolo qua. Allora, vedete quella passerella là? Andando poi a destra, per di qua, si va al Pozzo del Signore. Adesso noi vediamo se è fattibile oppure no, se la passerella è in stati decorosi. Quindi facciamo una piccola deviazione. Allora, noi stiamo tornando un po' indietro, perché vogliamo andare a vedere dove conducono quelle passerelle. Adesso la Simo, andiamo quindi dall'altra parte del Rio e andiamo a vedere, facciamo una piccola deviazione, piccola. Adesso vediamo com'è. Vi ricordate quel ponte che Lorenzo Dall'Alto vi ha segnalato? Fattibilissimo! Direi che per oggi non lo facciamo. Però c'è la possibilità di fare un guado. Adesso proviamo a vedere. Allora vi mostro, è fattibilissimo comunque. Passare non è un guado questo qua. Quindi si può andare su per qua oppure per dove sta andando adesso Simona. Meglio di qua. Così pulisco anche le scarpe. Oppure vediamo se va dentro il torrente. Oh, che bene. Oh, ha beccato tutte le pozze, Ho pulito le scarpe. Dai, andiamo a vedere questo. Lorenzo, questo di pulire le scarpe di fango nei torrenti. Sì, ma non andare dentro, intendevo con gli scarponi. Qua Maddalena, dai. Pausa, acqua, che gran volte. Vuol dire acqua sulla schiena di papà. Fa Noi- finta di bere. Ecco che arriva l'acquetta. Ecco, Oh, che buona. Tanta sete la bambina. buona l'acqua. Ancora? E se era la grappa che porta al papà di Ragazzi, solito? vedete il terrore? Acqua fredda. Ecco. È andata bene. Allora, adesso siamo andati sopra a quel ponte che avete visto. Andiamo a vedere questo benedetto Pozzo del Signore. Fatta una deviazione, qua sulla destra c'è un bel precipizio, quindi starò molto attento. Però l'hanno messo bene in sicurezza. La Simo è scomparsa. Adesso la raggiungo piano piano.
Oh Lori, dove mi stai portando per vedere questo pozzo del Signore? Proviamo a vedere. Speriamo che sia bello da vedere, una classica pozza. Comunque questo ponte è solido. Ma vai avanti tu per primo. Io la bambina, prima le donne. Allora mi sacrifico. Dai, è solidissimo, si vede ad occhio. Brrr. Vai, vai. Appena messo si vede. Simo, l'hai trovato il pozzo del Signore? Ma qua non si vede niente. O non hanno messo il cartello oppure non sappiamo cosa stiamo cercando. Secondo me La prima e la seconda opzione. non sappiamo cosa stiamo cercando. Comunque qua si incontrano due ri, il rio del Coz e il rio del Arcoiaz. E guardate che bel posto. E adesso facciamo scendere un po' anche la Maddi. Amore, a Cassiacco da dove si va? Di là, E a Vito d'Asio? di là. Quindi come vedete qua ci sono tantissime opzioni di percorsi. Adesso però noi ritorniamo indietro e riprendiamo la strada principale, quella asfaltata da dove siamo passati prima. Abbiamo ripreso la strada asfaltata che in salita ci sta appunto facendo proseguire il nostro percorso, e sulla nostra destra di là vedete che c'è Clauzetto, dove c'è il campanile, e sotto c'è un paesino che si chiama Celant di Vito. Oltre il bosco c'è Vito d'Asio. Di qua Vito d'Asio, ma non si vede. È l'ora della papà. Ah. Sì. No, No. questo contenitore è utilissimo perché tiene tiepido il cibo e ha la temperatura giusta proprio per darglielo. Per darvi idea di quanto è trafficata la strada, ci siamo sopra da 2 ore e non abbiamo incontrato nessuno. E anche oggi abbiamo trovato posto in questo lussuosissimo ristorante, come vedete, con delle panchine molto morbide ricoperte da muschio. Dietro abbiamo degli alberi che ci tengono fresco. E cosa dire, cosa vogliamo di più? Niente, abbiamo anche il cioccolatino mangiato. No, Maddalena no, noi sì, io e Lorenzo sì. C'è una chiacchierata mamma e figlia, la bambina ha rubato anche gli occhiali al papà. Adesso noi andiamo su per questa strada sterrata verso Manazzons. Mi sono dimenticato la crema solare, per fortuna c'è quella della bambina, ma non gliela rubo. Papà, altruista. La mamma. Continuiamo. Io l'ho messa stamattina, la mia. Ecco, dopo aver intrapreso la strada sterrata che vi dicevamo prima, si arriva a questo bivio, i Trois dal Piero Biccia, e andate verso sinistra, direzione Manazzons. Allora, a sto punto, guardate dov'è la Simo, prendete, Simo indica fiera. Questo sentiero dove c'è quella sorta di sangue lungo il Ma tronco. no, dai, dove c'è la vernice rossa di là andiamo a Manazzons, ok? Vuol dire che è un sentiero pericoloso se c'è il sangue lì. Dai, l'affronteremo. Andiamo, amore, dai. Voilà, giù, lì c'è Manazzons e quindi siamo all'incirca a 2/3 del percorso. Il video non rende, ma il panorama è incredibile su tutti i musi, Monte Ragogna e tutta la piana. Fidatevi, non rende. E arriva la Simo, oggi lei ha male al piedino. C'è il piede che non va. Ecco qua, Ce la faremo. ecco qui. Allora, qua mi domando se siamo sul sentiero, siamo finiti dentro a un rio. Adesso controllo. No, siamo giusti. Allora, vieni Simo, almeno penso che siamo giusti. Comunque dai, si arriva adesso alla strada, siamo arrivati a Manazzons. Povero piedino. Ai al piedino. Ai. Voilà. Un passo dopo l'altro, come una modella sulla passerella. Eccoci a Manazzons, abbiamo un po' il sole Contro. però il panorama è stupendo. Merita. Andiamo a vedere questo bel paesino dove c'è una trattoria molto particolare che si chiama Da Ivana II, che merita veramente di andare a provare.
pensate, ha un'attività in un posto abbastanza isolato e per prenotare vi conviene farlo sempre con largo anticipo. Esatto. Scendiamo, siamo sempre per la strada. La Simo che si sistema i lacci, gli fanno male i piedini. No, incredible, colpo di scena. Quando fa male i piedi fa male, eh? Guarda, se tutto asfalto arriva in macchina così. Peccato che non è tutto asfalto. No. Ecco, dallo zaino alle spalle. Ecco, guarda che bello portare i piccoli in mezzo alla natura. Vieni dal papi, amore. Simo mostra, se per caso qualcuno volesse fare l'anello all'incontrare, al posto di fare la strada da Manazzons fino diciamo alla base, potrebbe prendere questo sentiero che c'è scritto strada vecchia. Strada vecchia, che noi sopra ahimè non sono riuscito a individuarlo. Vabbè, è stato bellissimo lo stesso. Assolutamente. Ecco, siamo località Pradaldon. Ma perché sono i prati del Don? Può essere. Che ne so. Comunque adesso stiamo costeggiando, vi mostro. Giro. Dietro di me c'è di nuovo il torrente e piano piano stiamo facendo questo tratto in piano. Simon, ti piace allora sta parte finale? Veramente una sorpresa, sembra di essere in un giardino zen, tutto ben curato, ci sono gli animaletti, Il ruscello, veramente, sembra di essere calati tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, gli alberi bassi, mostriamo? il cavallino Allora, laggiù. là c'è il cavallino, immaginate quante cose belle sta vedendo la piccola. Qua c'è il torrente di cui vi parlavamo prima, e adesso camminiamo in mezzo agli alberi con la primavera che piano piano sta arrivando. Bellissimo, è quasi poetico. Anche oggi, come avete visto, abbiamo fatto un percorso insolito e molto affascinante. Quindi se questi percorsi vi piacciono e se volete che ve ne riproponiamo altri in futuro, mettete vi piace sulla nostra pagina. Veramente ci teniamo che voi ci manifestiate la vostra, come dire, Gradimento. il vostro gradimento. Quindi un click Col dito. Click. Abbiamo percorso circa 10 km, il dislivello è insomma il minimo, comunque è un percorso, come dicevamo prima, molto fattibile. E cosa dire, anche oggi è stata una bellissima giornata, anche perché il clima era veramente adatto per passeggiare. Quindi vi aspettiamo per la prossima uscita, anche Maddalena vi aspetta, come vedete ormai sarà lei a farci da guida fra un po'. E ciao a tutti e grazie della vostra attenzione. Ciao ciao!